Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questa nuova parte di CDSXL 2012. Oggi andremo a continuare la nostra partita all'interno dei nostri salvataggi. Ecco qui la nostra partita. Perfetto, eravamo riusciti a costruire abbastanza costruzioni da rendere praticamente la nostra città abitabile da parte dei cittadini operai specializzati e quindi operai generici. Come ben sapete, all'interno della nostra città del nostro territorio ci sono molte industrie che possono produrre carburante, come per esempio questi estrattori di petrolio, ma anche come la nostra discarica, che ci aiuterà a tenere qui a bada i rifiuti senza chiedere quindi nulla alla Omnicorp. Perfetto, allora per quanto riguarda il pannello budget potete vedere un bel riassunto qui sulla sinistra. Per quanto riguarda le tasse potete sia aumentarle influendo ciò sugli operai generici. Per esempio, se per esempio porto le tasse al 20%, adesso gli operai generici saranno più scontenti, però per adesso la situazione sarà ancora sotto mano. Come potete vedere la situazione è buona, ma potrebbe andare meglio, però il nostro budget aumenterà di molto. Potete vedere il flusso di cassa di $10.000 in più. Per quanto riguarda le uscite potete vedere una sorta di riassunto dei centri dei servizi, in totale 36.370 in uscite. Possiamo vedere anche le aziende più proficue, ma anche quelle più costose. Per esempio la discarica è una delle più costose, infatti inquina praticamente davvero molto poco, perché si ritrova praticamente in questa sezione di mappa, quindi non ha nulla di influente sulla popolazione. Però come possiamo vedere i cittadini si annoiano. Vediamo un po', i cittadini fanno fatica a trasferirsi, ma anche sono molto annoiati, quindi anche fanno fatica a comprare qualcosa all'interno dei negozi. Quindi selezioniamo i negozi, siamo riusciti a sbloccare la media densità e guardiamo un po' dall'alto la sezione dove manca più attività commerciale. Ok, selezioniamo quindi una bella attività commerciale qui. Ok, quanto ci costa? $8.300 circa, e selezioniamo anche questa nuova parte di mappa e posizioniamo qui i nostri negozi per far acquistare quindi ai cittadini. Anzi, selezioniamo una nuova area commerciale proprio qui per far comprare ai cittadini i beni di prima necessità. Possiamo anche posizionarli singolarmente, potete vedere è la stessa identica cosa, però adesso servono degli operai generici per mandare avanti le nostre industrie. Quindi fermiamo un attimo il tempo, mettiamolo a per 1 per adesso. Ok, selezioniamo le nostre abitazioni di media densità degli operai generici. Ok, e portiamo praticamente costruiamo delle case. Perfetto, così può andare bene. Vediamo un po', la nostra nuova costruzione necessiterà il 24% del nostro denaro, però sono necessarie le abitazioni per mandare avanti la nostra piccola città. Ok, vediamo un po' come stanno andando le cose. Ok, stanno edificando anche le nostre aree commerciali, che verranno utilizzate dai cittadini per acquistare i loro beni di prima necessità. Infatti potete vedere che i cittadini sono molto soddisfatti in questa zona, come siete riusciti a vedere che prima questa zona era di color rosso, adesso ce la stiamo cavando più che bene. Ok, adesso abbiamo bisogno di abitazioni, diamo il tempo ai nostri operai di costruirle, e quindi come potete vedere l'omino con la giacca che fa entrare lavoratori all'interno delle nuove aziende, che come potete vedere c'è una carenza di operai generici. Ok, gli operai generici stanno entrando all'interno della nostra città e aumenterà anche il flusso di cassa, perché più cittadini entrano più le tasse saranno ottime, quindi un'ottima soluzione in questa situazione. Vediamo un po', per quanto riguarda gli operai specializzati, fanno fatica a trasferirsi anche gli operai specializzati. Ok, anche di media densità, che le abitazioni sono anche più capienti e anche molto più belle da vedere. Ok, selezioniamo un altro complesso residenziale e abbiamo sbloccato anche i dirigenti. I dirigenti verranno utilizzati per aziende molto più complicate, se così possiamo dire, che verranno per esempio utilizzati all'interno delle industrie tecnologiche. Vediamo un po' anche negli uffici, in qualche ufficio particolare siamo riusciti a sbloccare gli uffici eccezionali, come potete vedere l'ufficio XL, guardate che forte, 35
95% di produttività dell'ufficio, eccolo qui, ma anche la gestione contabile è anche molto bella e praticamente occupano davvero tantissimo denaro. Guardate un po', 60.000 dollari e costo mensile di 20.000 dollari. Ok, la tua popolazione arriva a 30.000 abitanti, molto bene. Vediamo un po'. Per quanto riguarda il lavoro, l'istruzione scarseggia, perfetto. Andiamo nei servizi cittadini, siamo riusciti a sbloccare anche i servizi antincendio, la stazione dei pompieri che sarà molto utile ai nostri cittadini per prevenire incendi. Ok, costruiamone una qui, un'altra in questo settore e un altro nel settore sud. Intanto per quanto riguarda l'istruzione siamo riusciti sempre a mantenere il controllo delle scuole elementari, non so perché i ragazzi cresceranno solo con un'istruzione elementare, ancora non siamo riusciti a sbloccare le scuole superiori. Ok, posizioniamo altre 3 scuole e adesso per quanto riguarda la sanità, visto che i nostri cittadini si ammalano sempre, un bel ambulatorio abbastanza grande in questa nuova zona. Perfetto, ma anche in questa zona che è abbastanza scarseggia. In questa zona che si ritrova molto più piccola selezioniamo e posizioniamo un unico centro sanitario. Perfetto, sta andando tutto per il meglio. Guardate un po' che sono forti queste nuove costruzioni, sono davvero molto belle. Perfetto, selezioniamo intanto una strada, siamo riusciti a sbloccare nuove strade, quindi nuove strade, quindi molto utili per far scorrere il traffico. Perfetto, colleghiamo questa alla zona industriale in modo da far arrivare i cittadini molto velocemente al lavoro senza creare ingorghi e utilizzare le strade primarie a una corsia. Ancora i cittadini si annoiano, vediamo un po', i cittadini vogliono più attività per il tempo libero. Siamo intanto riusciti a costruire il porto, però non abbiamo abbastanza denaro per costruirlo. Vediamo un po' per quanto riguarda ancora i servizi di divertimento. Vediamo un po' nel tempo libero cosa abbiamo sbloccato. I go-kart, guardate che sono forti, una nuova modalità di divertimento per i nostri cittadini. Ok, guardate un po' qua, il divertimento proprio non lo conoscono questi cittadini. Selezioniamoli e praticamente mettiamoli qui i go-kart. Guardiamo quanto costano mensilmente. Ok, 1.500, non è molto. Selezioniamo un altro campetto da mini basket, posizioniamolo qui, anzi ne posizioniamo 2. Perfetto, penso che adesso i cittadini si divertano. Vediamo un po' nelle attività culturali, ancora c'è la ruota panoramica, va bene. Perfetto, siamo arrivati a 423.000 dollari, può andare bene. Siamo riusciti anche a sbloccare nuovi alberghi, guardate un po', gli alberghi a 3 stelle grandi, albergo a 3 stelle sempre grande, un motel medio e anche un albergo di lusso. Perfetto, disoccupazione al minimo, però ancora i cittadini vogliono entrare all'interno della nostra città. E ok, allora facciamo entrare una nuova classe di cittadini, ovvero i dirigenti. I dirigenti andranno ad occupare una sorta di elite all'interno della nostra città perché saranno molto utili per le nuove aziende che andremo a costruire. Intanto costruiamo sempre un settore del commercio vicino ai dirigenti in modo tale da far acquistare le loro, come possiamo dire, i loro beni di prima necessità. Per quanto riguarda il tempo libero selezioniamo un campetto da mini basket, vediamo qua cosa c'è, un campetto da mini basket. Ok, perfetto, in questo caso utilizziamo il nostro bulldozer per eliminarlo. Ok, e praticamente posizioniamolo qui perché dobbiamo risparmiare il più possibile. Vediamo un po', ecco qui, dov'è? Qui nel commercio, tempo libero, ecco il nostro campetto di mini basket, selezioniamolo e costruiamo anche delle scuole per i nostri cittadini e anche degli ambulatori, in questo caso dei centri sanitari molto piccoli, perché la loro quantità è davvero minima. Ok, le scuole, ecco la nostra scuola elementare. Perfetto, ecco, i dirigenti adesso si stanno ambientando all'interno della nostra città, vediamo un po' il pannello delle risorse, siamo riusciti ad esportare, cioè abbiamo all'interno in totale 3 di industria pesante che vanno via tramite uno di commercio. Come potete vedere abbiamo i nostri alimenti che ci mancano davvero, perché come vi ricordo il nostro terreno non è un terreno che è adatto all'agricoltura ed è davvero non è fertile, sarà un terreno acido. Infatti guardate, le aree fertili non ce ne sono disponibili, è un terreno utile quindi per lo più riguardante l'acqua, e invece per quanto riguarda le aree petrolifere guardate un po', siamo pieni di petrolio, guardate che forza.
Ok, vediamo un po', andiamo nella sezione commercio e nella sezione commercio selezioniamo la nostra città e la nostra città, la città Omnicorp, ovvero del computer a destra. Come potete vedere stiamo in questo caso dando alla Omnicorp un gettone, ovvero di industria pesante, ovvero la città lo sta importando, e anche un gettone di operai specializzati, e infatti riescono a pagarci abbastanza soldi da creare dei gettoni denaro. In questo caso, se vogliamo acquistare dei gettoni industria alimenti, vedete, servivano altri 119 gettoni per completare questo scambio, quindi per questo motivo l'importazione cittadina di industria alimenti è stata ridotta a 2 gettoni. Dobbiamo vendere altri gettoni alla Omnicorp oppure produrre ancora più denaro. In questo caso, per comprare l'industria alimenti ci servono ancora ma tanti gettoni denaro, che successivamente si andranno a produrre con i soldi all'interno della città. Ok, perfetto, come potete vedere la sanità è impeccabile, sta andando tutto per il meglio. Diamo un'occhiata ancora negli operai generici, ancora fanno fatica a trasferirsi, e adesso costruiamogli un bel centro residenziale qui. Perfetto, perfetto. Ok, adesso con questo nuovo centro arriveranno sempre più cittadini, ma diamo il via ad una nuova industria, l'industria della tecnologia. L'industria tecnologica andrà a aiutare i nostri dirigenti a trovare del lavoro, che adesso sono disoccupati. Ok, selezioniamo la nostra industria tecnologica, perché i nostri dirigenti, dando un'occhiata, sono disoccupati, e vedete che il loro tasso di disoccupazione è a livello critico, non ci sono abbastanza stazioni di polizia, vogliono ancora più negozi, eccetera. Ok, per adesso creiamo un lavoro ai nostri dirigenti in modo tale che si impegnino a lavorare e producono qualcosa alla nostra città. Ok, selezioniamo qui e produciamo anche, creiamo quindi altre stazioni di lavoro per i nostri dirigenti. Vediamo un po' se vanno a lavorare. Ok, andate, in questa casa entrano ed escono come se fosse un bar. Va bene, adesso vediamo un po', diamogli i centri, vediamo cosa volevano i dirigenti, negozi, abbastanza azioni di pompieri. Ok, allora un servizio antincendio per voi, vediamo un po', per quanto riguarda la sicurezza l'ufficio dello sceriffo. Perfetto, vediamo se adesso si tranquillizzano, e adesso creiamo una bella area industriale in questa zona. Ok, vediamo un po', manca anche qui. Selezioniamo la nostra area industriale e completiamola. Perfetto. Vediamo un po', selezioniamola anche dai dirigenti, perché in questo caso mi ero accorto anche di questi operai generici che necessitavano dei nostri, delle nostre aree commerciali. Vedete, già stanno incominciando a costruire. Ok, selezioniamoli anche vicino ai nostri dirigenti, e in questo caso costruiamo un'area singola che si ritrova qui. Perfetto, adesso andranno anche loro a comprare i loro beni di prima necessità all'interno di queste nuove aree. Comunque siamo riusciti a completare anche questa seconda parte del gameplay. Continuerò ovviamente la mia saga nei video successivi. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.